Il 2023 è stato un anno molto intenso, durante il quale abbiamo organizzato più di 40 eventi formativi per i nostri iscritti, ma è stato soprattutto l'anno del centenario della Fondazione degli Ordini degli Architetti Italiani, che abbiamo celebrato ospitando celebri interpreti dell'architettura internazionale come Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Alberto Ferlenga, Franco Purini, Massimiliano Fuxas, i quali ci hanno regalato indimenticabili giornate di approfondimento dei temi più interessanti dell'architettura contemporanea. Sui valori dell'architettura quest'anno devo dire che siamo andati oltre, non abbiamo coinvolto soltanto gli addetti ai lavori, ma siamo andati oltre. Ad esempio, a Sciacca, con Open Studio, una mostra di architettura che ha avuto un grande successo di pubblico, abbiamo coinvolto l'intera città di Sciacca sui valori dell'architettura, così come è stato importante anche il coinvolgimento del mondo della scuola. Stanno con la quinta edizione di Abitare il Paese, abbiamo coinvolto 3 scuole della provincia, 2 di Agrigento e una di Canicattì. Ma al di là di queste attività sono note le azioni che abbiamo svolto sul territorio per promuovere lo sviluppo socio-economico della nostra terra. Ad esempio i 6 concorsi di progettazione banditi con il supporto tecnico e logistico del nostro ordine e banditi da libero consorzio comunale, dai comuni di Grotte, Racalmuto, Raffadali, Montevago, Santa Margherita, Belice. Grazie a questi concorsi gli enti banditori hanno acquisito progetti di grande qualità, grazie ai quali potranno realizzare sul territorio provinciale 6 interventi di riqualificazione urbana con i fondi del PNRR per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro, e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Sempre a supporto delle attività per lo sviluppo della nostra terra sono note anche le nostre attività per stimolare le istituzioni competenti e la politica sulla concreta realizzazione di un aeroporto a servizio non solo della città dei Templi, ma dell'intera area centro-meridionale della Sicilia, nella consapevolezza che questa infrastruttura sarebbe fondamentale per capitalizzare le nostre straordinarie risorse culturali e ambientali e per promuovere lo sviluppo socio-economico della nostra terra.